Ed ora andiamo a Valvasone e Arzene, dove si registra la prima vittima tra gli esercizi commerciali a causa del coronavirus. Fine attività per coronavirus. Ieri è abbassato definitivamente le serrande il Martins Bar di San Lorenzo a Valvasone Arzene. La titolare ha infatti gettato la spugna per la chiusura imposta fino al 1 giugno, per l'incertezza per il futuro e l'impossibilità di fare investimenti. Ad annunciarlo è stato il sindaco Markus Maurmeier. Ieri purtroppo abbiamo registrato la prima morte per coronavirus da parte di un'attività produttiva. Una imprenditrice che aveva scelto di riposizionare all'interno del paese la propria attività, chiudendo temporaneamente a marzo un bar a San Lorenzo, ha deciso di non riaprire più. Allo stesso tempo sappiamo che c'è stata una grande mobilitazione nella giornata di ieri da parte degli imprenditori, delle imprenditrici, e si sono voluti riunire per lanciare un urlo dalla piazza più importante del paese, la piazza Castello, che ha visto decine e decine di imprenditori e imprenditrici che hanno voluto mettere in evidenza una situazione di iniquità, perché ci sono tra di loro coloro che possono operare e altri che sono costretti ad attendere il 18 maggio, addirittura il 1 di giugno. Un grido fatto proprio da Maurmeier, che ha partecipato alla protesta dei commercianti, degli artigiani e dei ristoratori del suo comune. Come amministrazione comunale, personalmente saputo dell'iniziativa, ho ritenuto opportuno e doveroso essere presente in piazza con loro, con la fascia tricolore, per ricordare che l'intero paese è con loro in questa rivendicazione di giustizia.